Ente Friuli del Mondo e Confartigianato rilanciano Foramba, un progetto che intende promuovere i prodotti artigianali di qualità attraverso la rete dei Fogolars Furlans. Nell'occasione sono arrivati in regione 5 ambasciatori provenienti dall'Argentina. Seconda edizione del progetto Foramba, un progetto che viene realizzato in collaborazione tra l'Ente Friuli nel Mondo e Confartigianato. Cominciamo dall'Ente Friuli nel Mondo che appunto ha dato il là a questa iniziativa che porta in Italia friulani che sono all'estero per renderli praticamente ambasciatori del nostro prodotto anche all'estero. Abbiamo ideato questo progetto Foramba, formazione ambasciatori dei prodotti artigianali, delle eccellenze, come obiettivo valorizzare e promuovere le eccellenze della nostra produzione artigianale e regionale. Lo scorso anno avevamo 18 ragazzi da 5 nazionalità, quest'anno abbiamo portato in Italia 5 argentini più una ragazza che arriva dal Nevada, da Los Angeles, per mettere in concreto quello che hanno imparato. Quello che queste persone che vengono qui, che vedono, che capiscono quanto può essere bello avere un'officina artigiana, un laboratorio artigiano, e chissà che un giorno loro non decidono di fare il percorso inverso rispetto ai loro nonni, cioè un ritorno anche da qui, perché anche qui il mondo artigiano, come diceva il Presidente prima, il Presidente Basso, ha bisogno di queste presenze giovanili, di queste presenze di queste persone qualificate che hanno studiato, che hanno fatto un percorso anche i nostri giovani stanno andando all'estero, facciano pure un percorso di conoscenza linguistica, anche di scambio, ma è importante che ritornino perché sennò il Friuli non ha futuro.